Buongiorno, ben ritrovati, un appuntamento con A Voi la Linea. È entrato in funzione in Friuli il laminatoio più moderno e innovativo al mondo, destinato potenzialmente a guidare la transizione green dell'acciaio. Si tratta del nuovo impianto da 190 milioni di euro dell'ABS di Cargnacco. Si chiama QVR, del nuovo punto di riferimento mondiale per la produzione di vergelle. Durante il percorso, con impianto lungo quasi un chilometro, l'acciaio raggiunge una temperatura di 1130 gradi e una velocità di 460 km/h. L'impianto viene inaugurato dopo 838 giorni dalla posa della prima pietra. Sentiamo l'intervista al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel corso della cerimonia di inaugurazione. Presidente, è un importante obiettivo quello raggiunto oggi, peraltro la nostra regione in questo modo può fare da apripista, diventare guida su un fronte, quello della siderurgia verde, che avrà un ruolo sempre più importante. Sì, non solo sulla siderurgia, penso che questo impianto è un esempio sicuramente per il suo settore, ma l'utilizzo della ricerca dell'industria 4.0, l'utilizzo della sostenibilità per proprio tutto il processo produttivo e soprattutto la capacità di combinare questi due fattori con la compatibilità internazionale è un valore aggiunto che deve essere da guida per tutte le realtà di produzione. Penso adesso con la grande sfida del PNRR, penso che questo possa essere un esempio magnifico. Oltretutto voglio ricordare che in Friuli Venezia Giulia con questo impianto c'è il migliore impianto al mondo del settore. Quindi siamo orgogliosi ovviamente che iniziative come questa vengano prese sul nostro territorio, che fa rimanere il Friuli Venezia Giulia all'avanguardia dal punto di vista degli investimenti ma soprattutto dell'innovazione. Ecco, ha ricordato il Presidente Benedetti, hanno ricordato oggi qui il team, il valore aggiunto che rimane sul territorio. Una multinazionale che ha comunque deciso di mantenere qui in Friuli Venezia Giulia la sua sede con tutto ciò che questo comporta. No, sicuramente, però penso che sia stato anche un grande vantaggio per l'impresa stessa. Penso che scelte facili, l'ha detto lo stesso ingegnere Danieli, di delocalizzazione dove magari c'è un abbattimento del costo di lavoro, oggi non sarebbero premianti, sono scelte di breve periodo. Chi invece magari è in grado anche di superare difficoltà che indubbiamente ci sono, soprattutto pensiamo al carico fiscale che c'è in Italia, al costo del lavoro che c'è in Italia, però consideriamo anche la qualità del lavoro che c'è in Italia e la qualità dei lavoratori che c'è in Friuli Venezia Giulia. Quello è quello che ti permette di fare la sfida del domani, altrimenti sarebbe sempre soltanto una corsa a ribasso. Qua si vede che non c'è la ricorsa a ribasso, ma anzi la rincorsa alla qualità che ti permette di rimanere sul mercato. Se Trieste è il porto o il Friuli è l'acciaio? Il Friuli ha tante cose, all'acciaio con Danieli, con ABS e con tante altre realtà, ma il Friuli ha tante altre cose, al turismo, pensiamo a Lignano, alla montagna, alla capacità produttiva della piccola e media impresa, perché oggi siamo in una grandissima impresa, pensiamo al tessuto produttivo friulano della piccola e media impresa, che è l'ossatura portante, che è l'impresa diffusa, e su questo noi come Regione, come sapete, abbiamo fatto moltissime iniziative, anche per quanto c'è possibile ovviamente con le competenze regionali, ma non soltanto di contributi ma anche di diminuzione della pressione fiscale, perché pensiamo sia indispensabile per far reggere questa spina dorsale della nostra economia. Il Ministro Giorgetti ha parlato di orgoglio per l'intero Paese rispetto a questo impianto. Io penso che sia un orgoglio europeo questo, se vogliamo guardare anche più ampio, non solo italiano e non solo ovviamente del Friuli Venezia Giulia. Perché oltretutto il valore di avere un'impresa così altamente innovativa nel nostro territorio crea l'effetto emulazione. Anche magari i piccoli possono avere un punto di riferimento e quindi è un treno dove c'è una locomotiva ma ci sono dei vagoni che vanno alla velocità della locomotiva. E questo ovviamente sono le grandi imprese, è il pubblico che deve incentivare, la locomotiva sono questi. Questo è un impianto controllato in remoto, il processo produttivo, quindi un impianto più sicuro di così è molto difficile. È chiaro che io credo che noi dobbiamo abbinare due cose, sicuramente la parte formazione della sicurezza, perché magari sulla carta ci sono regole, delle volte forse addirittura delle regole che non si arriverebbero, il problema è il rispetto di quelle regole, quindi la parte di formazione nella sicurezza è fondamentale per evitare incidenti sul lavoro che delle volte si tramutano, come abbiamo visto purtroppo anche sul nostro territorio, in eventi drammatici. Collegato da Roma via streaming, ha partecipato alla cerimonia anche il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che ha definito il laminatoio un vero orgoglio per il Paese. Sentiamo ora proprio le dichiarazioni che il Ministro ha rilasciato alla Presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli durante il collegamento.
E oggi per noi è una giornata speciale perché inauguriamo il Quality Wire Mill, che è un impianto che è il punto di riferimento della tecnologia di produzione della vergella in acciai speciali per settori qualificati tipo aerospazio e il settore automobilistico. Non perdo tempo nel dire chi siamo perché lei già ci conosce. Posso dire che siamo un'impresa, un gruppo che fa impresa da oltre 100 anni. E lo fa con vero spirito imprenditoriale. Direi che questo è una cosa fondamentale, perché senza imprenditori non c'è economia. Lo Stato deve fare quello che deve fare, regolare, indirizzare e rispettare chi in qualche modo ci mette del suo, che con coraggio investe nel futuro, accetta le sfide e come avete fatto voi, come ha fatto BS, un investimento di questo tipo in un periodo come questo, in un settore che ovviamente accetta le nuove sfide anche poste dalla transizione ecologica, è un orgoglio non soltanto per voi ma anche per il Paese, in modo corretto per approcciare appunto le sfide che poi portano ricchezza e occupazione. Quindi da parte mia è un piacere in qualche modo essere qui con voi, è un grande segnale per tutta anche la politica italiana, non soltanto in questo imprenditoria. Diciamo, Ministro, che questo Covid ci ha messo tutti a durissima prova, ma questo è il momento di rimboccarsi le maniche. E di consistente c'è che finalmente la spesa pubblica viene vista in ottica integrata. Ma come parlavamo poco fa, questa integrazione per essere davvero efficace deve fare punto insieme al settore privato e questo si può fare esclusivamente con una politica industriale di lungo periodo che venga scritta a quattro mani fra governo e imprese. Io ritengo che oggi questo si possa fare perché il governo ha la credibilità, le competenze e la ragionevolezza per farlo. Sicuramente andiamo incontro a una fase nuova, viviamo una fase nuova in cui anche le istituzioni europee in qualche modo hanno capito che la politica economica non può essere soltanto una politica di bilancio di tipo regionalistico. La politica economica e anche deve tornare a essere politica industriale, ma per fare politica industriale ciascuno deve fare bene il suo compito, l'imprenditore deve fare l'imprenditore, lo Stato deve fare lo Stato. E quindi rispetto a chi pensa che poi lo Stato debba in qualche modo essere uno Stato mamma che si metta a fare imprese in tutti i settori, lo Stato deve intervenire quando il mercato fallisce, ma soprattutto dobbiamo andare verso un mondo in cui la cultura del risultato in qualche modo sostituisce o si fa largo rispetto della cultura della forma, rispetto della forma che in qualche modo con il delirio burocratico che ha contraddistinto purtroppo la nostra pubblica amministrazione molto spesso è stato un freno alla capacità, allo spirito creativo dei nostri imprenditori. In questo senso ci stiamo muovendo, abbiamo provato recentissimamente un passo importante, un primo passo, in definitivo certo, ma un primo passo importante, il decreto legge che semplifica, che sburocratizza tanti passaggi. Altri non dovremo fare, ne siamo consapevoli, l'impegno che ci siamo presi come sistema anche con l'Europa. Quindi tutti, come un sistema quasi organico, dobbiamo essere parte di un nuovo mondo che in qualche modo siamo chiamati a scrivere in questi tempi. Voi avete scritto una delle prime pagine di questo nuovo libro, di questa nuova stagione in cui speriamo di lasciare chi viene dopo di noi un mondo migliore. Quindi grazie a BS, a tutti quelli che sono presenti oggi, che saluto come se fossi presente, magari ci sarà occasione in un prossimo futuro di venire a visitare questo incredibile stabilimento che diciamo così ho avuto modo di apprezzare con un filmato molto emozionante che ho visto poco fa. Grazie ancora. Grazie a lei. E al termine dell'inaugurazione abbiamo raggiunto anche l'amministratore delegato di ABS, Stefano Scolari. Ascoltiamolo. A 838 giorni dalla posa della prima pietra e dopo un periodo di rodaggio viene finalmente inaugurato questo nuovo impianto. Vuole spiegarci in che maniera diventa punto di riferimento del mondo della vergella, come ha detto lei, per produttività, innovazione, sicurezza e sostenibilità?
Sì, insomma abbiamo parlato nella presentazione, è un impianto unico al mondo per tutta una serie di tecnologie e di soluzioni che in molti casi sono prototipi, che appunto permettono di avere una produzione con riduzione degli scarti, riduzione dei consumi, una flessibilità unica, perché puntiamo appunto a avere un cambio prodotto molto veloce, che è uno dei fattori, crediamo, importanti che è richiesto ai nostri clienti per appunto costantemente, oltre al fatto appunto di garantire una qualità sempre molto elevata e un controllo di processo che è necessario per le applicazioni finali dove viene utilizzata la vergella che produciamo. La filosofia del gruppo è quella del miglioramento continuo. Lei ha già parlato del vostro prossimo obiettivo, aumentare la produttività del 40%? Sì, no, in realtà aumentare la produzione del 40%, che però va di pari passo con il restare competitivi. Quindi per restare competitivi sono molte le sfide, perché noi esportiamo in tutto il mondo, come dicevamo prima, e abbiamo competitor di tutto il mondo. Quindi in realtà la competitività si fa sì con la tecnologia, ma anche con i dettagli. Noi abbiamo la possibilità e anche la visione di fare questi tipi di investimenti. Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Voi la Linea. Tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. È entrato in funzione in Friuli il laminatoio più moderno e innovativo al mondo, destinato potenzialmente a guidare la transizione green dell'acciaio. Si tratta del nuovo impianto dell'ABS di Cargnacco, e nel corso dell'inaugurazione di questa mattina abbiamo raccolto anche l'intervista al presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. Ascoltiamolo. Noi come Danieli eravamo partiti 30 anni fa, eravamo la Cenerentola, anche noi, non solo l'ABS, su circa un 40 costruttori mondiali di impianti. Adesso siamo sui primi tre, dentro i primi tre, forse siamo secondi. Il nostro obiettivo è diventare numero uno nei prossimi 3-4 anni, se ci riusciamo, così per vincere, non per stupida, perché per vincere. Però nel frattempo, mentre sono falliti di quei 40 iniziali, saranno rimasti in 5, sono tutti chiusi. Gli americani sono chiusi, gli inglesi sono chiusi, i francesi sono chiusi, i giapponesi hanno comprato gli austriaci, stanno nascendo i cinesi. In Cina ci sono circa 20 aziende che fanno il nostro lavoro. È arrivata Caritas Summer 2021 dal 28 giugno al 28 agosto, infatti la Caritas diocesana apre le porte agli adolescenti delle scuole superiori dai 14 ai 19 anni che vogliono mettersi a disposizione degli altri attraverso diverse attività. Vediamo quali. Siamo con due operatori dello spazio giovani di Caritas per raccontarvi un progetto Caritas Summer 2021. Non è nuovo, vediamo da dove nasce. Allora, Caritas Summer nasce l'anno scorso in una situazione un po' complessa che era quella della pandemia, dove Caritas solitamente d'estate proponeva ai ragazzi che volevano mettersi un po' in gioco e fare del volontariato un campo dove i ragazzi potevano fermarsi una settimana intera, solitamente in piccole realtà di paesi molto piccoli in Friuli. La pandemia ha impedito questo, quindi noi operatori, assieme ad altri operatori di altre equip che lavorano con i ragazzi, ci siamo un po' interrogati su cosa poter proporre durante l'estate. Quindi si è pensato di fare delle proposte di volontariato all'interno dei servizi Caritas in città a Udine e questo è stato un po'. Abbiamo avuto circa una 60ina di ragazzi che sono passati all'interno del progetto durante i mesi di luglio e agosto e si sono messi in gioco all'interno della mensa, dei vari progetti legati ai richiedenti asilo, all'asilo nido, casetta colori e dove hanno anche potuto una volta a settimana trovarsi assieme agli operatori e ragionare su dei temi importanti e che sono usciti un po' durante la settimana. Ecco, allora grazie a Sandro e con Giovanna entriamo proprio nel dettaglio dell'iniziativa di quest'anno.
Allora, quest'anno Caritas Summer si svolgerà dal 28 giugno al 28 agosto. Saranno 2 mesi in cui i ragazzi potranno iscriversi senza avere la pressione di dover fare tutti i mesi, ma avranno la possibilità di scegliere le date. Ci sarà pertanto un modulo da compilare online, oppure possono venire presso lo spazio giovani di Via Rivis 15 a Udine, oppure alla pastorale giovanile, dove possono trovare il modulo, quindi poterlo compilare anche assieme agli operatori. Che cosa faranno? Faranno nelle settimane che sceglieranno i ragazzi, che potranno anche non essere consecutive, ma dovranno dedicare almeno 3 giorni a settimana, durante i quali potranno svolgere le attività o presso la mensa, per cui affiancare i volontari che preparano i pasti in mensa, oppure potranno svolgere la parte dei laboratori multiculturali con i ragazzi migranti, per cui No Border Labs, e ci sarà anche la parte dei giovedì mattina, dove ci incontreremo tutti quanti e ragioneremo un po' su quelle che sono state le attività. E ci sarà anche la preparazione delle derrate alimentari per i ragazzi che sono accolti nelle strutture gestite da Caritas. Queste attività sono rivolte ai ragazzi che hanno tra i 14 e i 19 anni, per cui i ragazzi della fascia delle scuole superiori. Saranno inoltre aperti a tutti i ragazzi che vorranno fare questa esperienza di Caritas Summer 2 date nelle quali ci incontreremo tutti, nel senso indipendentemente dalla data prescelta per svolgere il servizio, e saranno il 28 giugno, che è la data di apertura, dove verranno spiegate tutte le attività che vengono fatte e dove ci conosceremo e faremo varie attività, e il 28 agosto, che è la giornata di chiusura, per cui chi ha fatto servizio all'inizio potrà ritrovarsi poi con i compagni e con noi a fare un momento di festa. Allora, grazie a Lo stretto legame con Pierpaolo Pasolini è al centro del patto di amicizia siglato la scorsa settimana tra Sacile e Sabaudia, 2 città dove l'intellettuale ha vissuto in diversi periodi della sua vita. Per l'occasione è anche stato realizzato un video reportage che racconta il rapporto tra il poeta e la città sullivenza. Siamo nei sottoportici della città di Sacile, vicino all'abitazione dove per qualche anno visse Pierpaolo Pasolini da ragazzo. Così lui ha un ricordo di questa città. Da bambino feci molti viaggi. Ogni estate intanto andavo e tornavo da Casars, paese di mia madre. Inoltre mio padre, ufficiale, veniva trasferito quasi tutti gli anni. Andai così da Bologna a Parma, da Parma a Belluno, da Belluno a Conegliano, a Sacile, a Idria, di nuovo a Sacile, a Cremona, a Scandiano. Pasolini arriva a Sacile nel 1929, all'età di 7 anni, da Conegliano, dove prima abitavano. Frequentava allora già la 3ª classe elementare, avendo iniziato gli studi un anno in anticipo. In quel periodo scrive su un quadernetto le sue prime poesie sulla natura e l'amore per sua madre, illustrandole con disegni, e dichiara così a sua mamma: «Quando sarò grande voglio fare il capitano di marina e il poeta», rendendo così orgogliosi entrambi i genitori. Dopo un anno a Idria, Pierpaolo torna a Sacile. Nei quaderni rossi del 1946 Pierpaolo Pasolini così ricorda Sacile: «Vivevo avventure che mi toglievano il respiro. Solo una minima differenza divideva la fantasia dalla realtà e io mi illudevo sempre che sarebbe stato uno sforzo altrettanto minimo per entrare nel mondo stupendo dell'avventura. Tutto questo mi riempiva d'un'accoratezza, d'un turbamento che rasentava il dolore». Pierpaolo si presenta all'esame di ammissione a Udine e nell'anno successivo, il 1932-33,
va ogni giorno da Sacile a Conegliano per frequentare la prima classe ginnasiale. Così ricorderà: erano mattinate nere e fredde, immense, dal Piancavallo al mare. Soffiava il vento sul fango e sulle casette addormentate. Il quadernetto di poesie di Pierpaolo si arricchisce di nuove composizioni che oramai si rivelano una vocazione. Sta vivendo il periodo eroico della vita ed è un figlio modello e uno scolaro ideale. Non gli sfuggono tuttavia i dissidi tra i genitori e una specie di gelosia del padre verso lui e il fratello, a cui la madre riversa l'amore togliendolo al marito. Non casualmente la scena iniziale del film Edipo Re ha un inizio chiaramente autobiografico. Infatti, prima di ambientarsi nell'antica Grecia, mostra un prato sacilese dove un bambino appena nato è in braccio alla madre è oggetto di un dispetto da parte del padre, vestito in divisa da ufficiale degli anni '20. Credo che si possa dire sicuramente che per Pierpaolo Pasolini gli anni sacilesi furono e rimasero un momento importante nella sua memoria. La città di Sacile ha inteso valorizzare la figura di Pierpaolo Pasolini in questi anni anche grazie al prezioso aiuto fornito da privati cittadini, da associazioni che con la loro sensibilità, con la loro attività e con il loro contributo hanno portato un segnale significativo di ricordo appunto di Pierpaolo Pasolini. L'occasione della firma del patto di amicizia con la città di Sabaudia ci dà l'opportunità di rimettere al centro la figura di Pasolini, che ha trascorso anche nella città pontina gli anni della sua maturità. Ecco, l'occasione ancora di più per costruire insieme dei progetti culturali a valorizzazione delle nostre città e della figura sempre di Pasolini. In chiusura vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.